Annabella? Sì, un sogno. Una pelliccia Annabella? Sì, un sogno oggi realtà. Una pelliccia Annabella vi dona classe, fascino, successo. Annabella è solo a Pavia. Annabella, il sogno di tutte le donne. Annabella. Stranezze di popoli. Come va? Come state? Proseguiamo questa clamorosa selezione sulle stranezze dei popoli. Di chi vi parlo stavolta? Non lo sapete perché parlerò di un popolo che sa dell'incredibile, un popolo tranquillo. I turchi! I turchi mi hanno sempre fatto impazzire fin da piccolo. Arrivo il turco, io che dicevo. I turchi. La vediamo, la Turchia sul nostro televisore, che è un 12 pollici e 4 unghie. La Turchia, la capitale della Turchia è Ankara. Ankara. Le città principali: Costantinopoli, Bisanzio e poi ce n'è un'altra che mi sfugge, che è Istanbul, grazie, c'è uno che ha fatto le scuole serali. Istanbul, Costantinopoli e Bisanzio, che i turchi pensano ancora che siano 3 città, invece è la stessa. Pensate un po' che non è. La moneta principale della Turchia è la lira turca. Cioè non si sono accontentati solo della lira, anche turca. Pensa che inflazione hanno questi turchi. Pensate, mi hanno sempre fatto impazzire a me i turchi, perché? Perché poveracci hanno le peggiori nefandezze del mondo. Infatti quando dici a uno bestemmia come un turco, caffè lungo alla turca, parla male come un turco, gabinetti alla turca, il gabinetto alla turca, il che adesso loro l'hanno modernizzato perché è quello senza spalliera, perché l'hanno modernizzato perché sono stati, provate voi, 2000 anni a stare in equilibrio. Allora adesso si chiama gabinetto Alibaba, perché hanno due scarpe fatte come quelle di Alibaba con le punte, così loro si mettono lì, infilano le scarpe, si tengono alle punte e riescono ad andare tranquilli. Io sono stato in Turchia e ho visto cose sconvolgenti. Provate a telefonare in Turchia. Andate in Turchia, sai cosa fanno? Tu entri in casa di un turco, c'hanno il telefono come il nostro, però non c'hanno la spina col filo, cioè hanno il filo che non va alla zip, che è la SIP turca, zip si chiama. Si incrociano con gli altri fili, fuori dai palazzi, vedi delle matasse enormi dove fanno dei nidi uccelli, matasse di fili. E per telefonare come fanno? Prendono il telefono, si tirano il filo. Allora, in un'altra casa c'è uno, si sente tirare il telefono, va lì, apre la finestra, pronto? E infatti pagano, non pagano, fermi, non pagano a scatti, ma pagano a strappi, cioè 4 strappi. Il taxi in Turchia è incredibile, il taxi. Provate in taxi, sai, innanzitutto hanno degli optional nelle macchine, i tassisti, hanno delle macchine da fantascienza, delle macchine lunghe 1 metro, 1,2 metri. E il loro massimo, sai, invece del cane dietro che muove la testa, cosa c'hanno? C'hanno il cammello che muove le gobbe. Quegli hanno il volante pieno di pelo. Sono a 45 gradi all'ombra, sotterrati, 48. Il volante è di pelo, perché dice il turco, se mi sudano le mani io ho il mio pelo, me le asciugo. E gli si sbriciolano le mani. E poi tu prendi il taxi, pensi di prenderlo da solo. No. Tu prendi, paghi, poi dopo un po' si ferma, carica un altro, poi carica un altro, poi carica un altro, diventa un autobus, mentre negli autobus li prende un turco alla volta. Sono cose così. Ora io ho visitato la Turchia e vi ho portato delle fotografie perché sembra che io mi inventi le cose. Andiamo un po' con la prima fotografia. Ecco, voi la vedete, è uno snack, tavola calda, dove vende pizza, il proprietario è quello lì, sta contando il grano e i clienti appunto sono i piccioni che gli danno il grano. Un'altra foto incredibile che io ho visto è questo qua. Ecco, noi abbiamo, generalmente questo qua gli hanno venduto un barboncino nano. Dopo 6 mesi è diventato così, è andato in crisi e lo portava in giro, sembra l'uomo lupo. Ci sono delle situazioni così per la strada colte, attimo per attimo. Questo è il mio massimo, perché questo sembra un vecchietto, ha 31 anni. Questa che vedete è una bilancia, lì per la strada, no? Cosa fa questo vecchietto? Come uno passa,
Lui prende la bilancia di nascosto, gliela tira in mezzo ai piedi. Tu monti sulla bilancia, inavvertitamente ti sei pesato e devi pagare. Cose da pazzi. Cose da pazzi. Altre situazioni incredibili sono... Ecco, ad esempio, qui vediamo questo che suona il violino, che è il padre di Branduardi, che non si capacita come fanno tutte le ciambelle a uscirgli col buco. Ne vorrebbe una bella piena. Sai, i turchi sono un po' strani. Ci sono delle situazioni captate così all'improvviso con la macchina fotografica. Ecco una cosa però giusta e sana. Ad esempio, noi abbiamo paura di andare nei bar a bere perché ci danno le cose anacquate o coi coloranti, quindi disonesti alcuni negozianti da noi. In Turchia sono precisi. Tu vai nel bar malattia e sai che ti becchi subito una malattia bella tranquilla e ti puoi beccare la malattia Nigde, Adijan o Canta, che è la malattia che ha Minoreitano che canta, è ammalato. Come ultima situazione ci sono delle cose che sembra che io mi inventi, ma io voglio portare i filmati. Ecco, questo qua è, vedete bene, è l'antifurto per negozio. O anche da abitazione, come lo Scavalchi si mette a urlare come un matto e fanno arrestare. La spesa principale è il materasso. È finita la lezione, vi ringrazio, studiate a casa. La massima che io estraggo tutte le volte dalla bocca della verità stavolta è in latinus: Felix qui potuit rerum conoscere causas. Virgilio Georgiche, libro secondo, che vuol dire felice chi può conoscere le cagioni delle cose. Windmill, una fiamma che hai sempre desiderato. Windmill, oggetti preziosi che completano la tua personalità. Nella linea Windmill trovi il tuo accendino. Sofisticato, classico, sportivo, a partire da 25.000 lire. Windmill, desideri accesi. Un vero ristorante giapponese! Togliere le scarpe. Divor Odor, le soffici solette con carbone attivo che deodora e schiuma di lattice che assorbe la traspirazione. Divor Odor funziona davvero. Divor Odor deodora e assorbe la traspirazione per 3 mesi.